Dante Lancioni, 53 anni, ha avuto un compito importantissimo, è il bibliotecario. Quanti libri avete e quante ore lavori a settimana? Sono circa 6.000 volumi disponibili, altri 3.000 che dobbiamo inventariare, sempre disponibili. Quante ore al giorno di lavoro? 6 ore. Ascolta, i libri ti hanno aiutato molto, cioè nel senso non sarai casualmente finito in biblioteca, hai scelto tu, come insomma è arrivato questo riconoscimento, visto che sei un lavoratore interno del carcere? No, mi hanno assegnato alla biblioteca, poi fuori è sempre stato in mezzo ai libri perché avevo una tipografia, perciò il libro sono cresciuto con i libri. E qui è una grande valvola di sfogo la lettura. Ascolta, pratichi anche altre attività? Nel senso, nel tuo percorso fai sport, hai altri hobby? Sì, quando si ha un'oretta di tempo fai un po' di ginnastica, poi ci alleniamo un po', provare delle ricette in cucina, ci divertiamo molto. Vi divertite molto? È quello che è possibile, perché qui adesso trasferimento a UTA ci sono molti più limiti e siamo limitati anche in quello. Limiti in che cosa qua rispetto a Buoncammino? Prima potevi avere la farina, perciò potevi fare tante cose. Io vengo da una famiglia astrina, i genitori di Arzano, perciò c'erano tante cose che si facevano in casa e si utilizzava la farina. Quindi adesso il provveditore da un anno circa ha vietato la vendita. Perciò magari quello che facevi con la farina cerchi di farlo con la semola, quello è la stessa cosa, allora c'è curgione, torte, seada, qui che savanata, che sia seminelle, però non lo potete avere, la farina non la potete avere neanche in via straordinaria? Non più. E non capiamo perché sono in Sardegna, perché adesso l'Italia l'acquista. Ah, è solo un problema sardo? Sì. Perché davvero siamo in carcere, ci sono dei limiti, però questa è una di quelle cose che ci aiutano anche per socializzare. Io faccio una torta, poi la offro ai compagni delle altre camere, è un modo per socializzare, cucinando. Ti senti di fare un appello qua, proprio al provveditore? Spero che il nuovo provveditore riguardi queste cose qui, è vero che ci sono dei limiti e dei divieti, però vietare la farina o il lievito per fare la torta mi sembra troppo. È un modo per farci battere, per farci sentire un po' con questi piccoli mezzi, farci ricordare quella che era la libertà, la famiglia, le nostre tradizioni.